Il soccorso in montagna ha certamente avuto origine il giorno in cui una persona si è trovata in pericolo durante un'escursione, dettata dalle più svariate ragioni, quali esercitazioni militari o lavori impegnativi in alta montagna, sicuramente di ordine più pratico di quelle attuali, quando la passione per la montagna spesso fa sottovalutare il pericolo insito nella non perfetta conoscenza dei luoghi e nel contempo sovrastimare le proprie capacità e risorse. Da sempre, e di montagna più che mai, lo spirito di solidarietà che costituisce il carattere endemico di ogni valligiano ha fatto in modo che l'azione di soccorso diventasse non solo un atto dovuto nei confronti di una persona in pericolo, spesso sconosciuta e lontana, ma costituisse una specie di rivincita ed un riscatto morale per tutte quelle vittime che in montagna hanno pagato un pesante e definitivo pedaggio. Ma cosa vuol dire 50 anni di soccorso alpino nel Friuli Venezia Giulia? In cifre è presto detto. Oltre 2300 interventi di soccorso che hanno visto impegnati più di 17.000 soccorritori per un totale di oltre 22.000 giornate. Oltre 3.000 persone recuperate, di cui più di 1.000 feriti. Quasi 400 morti e 26 dispersi. L'impiego degli elicotteri sfiora le 900 azioni di soccorso, ma non è tutto, anzi, questa è solo la parte finale, la parte più visibile e conosciuta delle azioni del soccorso alpino. Alle spalle di tutto ciò ci sono uomini e donne che lavorano al massimo della loro possibilità per migliorare la loro preparazione, affrontando un lungo e difficile percorso formativo. Per poter affrontare in modo qualificato e altamente professionale la moderna realtà operativa del soccorso sanitario in zone impervie, cui sono chiamati gli uomini del soccorso alpino, è assolutamente indispensabile un altissimo livello tecnico. Istruttori nazionali e regionali, tecnici di elisoccorso, unità cinofili da ricerca in superficie e da valanga, tecnici e operatori di soccorso alpino devono affrontare un lungo e impegnativo piano formativo, senza deroghe, senza sconti. Pair of shoes, the ones with the hole in the toe you won't lose. Your favorite record that's all scratched and used, you still love to play when you're feeling blue. That faded rose that's all dried out, those Bukowski poems we couldn't live without. Your high school picture when you had wild hair, the stormy day on the beach that got us here in Il terreno in cui i soccorritori si devono saper destreggiare non consente errori.
vertiginose pareti rocciose, impervi canaloni, forre, cascate di ghiaccio, nevai, sono ambienti selvaggi e stupendi, la più vera espressione dell'immensa natura che ci circonda. Questi luoghi magnifici ed incontaminati possono fornire a chi li frequenta emozioni senza eguali. In essi vengono oggi praticati moltissimi sport, dal classico escursionismo all'alpinismo, dal volo a vela, parapendio e deltaplano, al canyoning, dalla mountain bike allo sci, su pista, freeride, snowboard, sci alpinismo. Attività queste ultime molto remunerative e di grande soddisfazione, propagandate con sempre maggior vigore dalla moda dell'estremo, che non si preoccupa però di comunicare i rischi ed i pericoli insiti nei luoghi e nelle attività praticate. La montagna diviene sempre più una meta presa d'assalto da troppa gente impreparata, che affronta difficoltà enormemente superiori alle proprie capacità. Scriveva Cirillo Florianini: l'andare a scuola, frequentare un qualsiasi corso di alpinismo, per la maggior parte di chi pratica la montagna, è un'umiliazione. Si definiscono autodidatti, sanno tutto perché hanno anche letto i libri di Bonatti o Messner, che volete di più? Bastano un temporale e un po' di nebbia, ed ecco cominciano i guai. Ma non è il caso di allarmarsi, alla fine c'è sempre il soccorso alpino, che deve essere preparato ad intervenire ed affrontare qualsiasi situazione. Sempre più impegnativo il nostro compito, anche se possiamo affermare di essere abituati, risultando ben predisposti gli ingredienti necessari a far progredire un'organizzazione altamente specializzata come la nostra. Organizzazione che riesce a svolgere i propri compiti grazie all'abnegazione dei suoi uomini. Ma siamo ben consci che l'abnegazione, se non viene sostenuta da idonei supporti tecnologici, si traduce in un'esperienza sentimentalistica, ben lontana dagli standard di efficacia che caratterizzano i nostri intenti.